Oggi cosa ci aspetta da questa riunione dove sono tutti i sindaci e il vertice della prefettura e la protezione civile? Ci si aspetta un'attività di coordinamento. Coordinamento non vuol dire necessariamente risultati immediati. Qua non stiamo scavando un pozzo o collegando un acquedotto, stiamo cercando di coordinarci tutti per trovare le soluzioni migliori nell'interesse di tutti. Gli organi regionali, è presente oggi anche il dottore Cartabellotto per quello dell'agricoltura, la protezione civile per quanto riguarda invece la fornitura ai cittadini, per vedere di conciliare le esigenze, distribuendo le poche risorse, perché la crisi c'è, le poche risorse che siano disponibili con la massima equità possibile fra comuni, fra cittadini e fra agricoltori. C'è un problema di ordine pubblico, diceva il sindaco di Aragona, stamattina la gente un po' esasperata si è recata anche in caserma. È normale che l'esasperazione delle persone possa portare problemi sotto il profilo dell'ordine pubblico, però io invito tutti a mantenere la calma. Come dire, l'agitazione aggiunge un problema ma non risolve il problema principale, che è quello dell'acqua. L'agitazione aggiunge un ulteriore problema molto grave e si rischia poi di farsi male per nulla.